Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Terremoto in Venezuela, è morta anche Francesca Mannina, la seconda vittima siciliana che risultava dispersa, era originaria di Balestrate. L'altra vittima è Giuseppe Colaiani, originario di Calascibetta, rimasto tra le macerie dopo aver salvato la moglie. Ore di apprensione per la scomparsa di una quindicenne allontanatasi da una comunità del Siracusano, ricerche in corso tra Brucoli, Augusta, Lentini e Carlentini. 5.000 euro al mese trattabili è la richiesta degli estorsori ai commercianti di Palermo. Dio Pizzo lancia una campagna di sensibilizzazione, denunciate, non siete soli. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica, 81 le vittime del volo Bologna-Palermo dell'Italia. Il ricordo di Mattarella, ricomporre quanto avvenne in quel tragico 27 giugno rimane un dovere irrinunciabile. A Catania sono iniziati i lavori di restauro della Cappella di Sant'Agata, riemerge la bellezza dei colori originali, lo splendore del cancello dorato e lo stemma di Fernando de Acugna. Calcio, il Catania ha scelto il nuovo tecnico è Emilio Longo, nelle prossime ore la firma di un contratto biennale. Pallanuoto femminile stasera alle 21 al Palanesima, gara 2 della finale scudetto tra Orizzonte e SIS Roma. Catanesi costrette a vincere per allungare la serie e giocarsi il titolo nella capitale. Bentrovati, è stata trovata morta la donna di origini siciliane che era dispersa in Venezuela. Si tratta della seconda vittima di origini siciliane dopo Giuseppe Colaiani. Sentiamo Orazio Longo. Il cadavere è stato estratto dalle macerie del residence Pinaiga alla Guaira, alle porte di Caracas, dopo che i parenti per ore avevano setacciato gli ospedali e diffuso appelli sui social. Francesca Mannina non ce l'ha fatta. È la seconda vittima siciliana del forte sisma che ha colpito il Venezuela, dopo Giuseppe Colaiani, il 56enne originario di Calascibetta, che prima di morire è riuscito a mettere in salvo la moglie. 42 anni, laureata in commercio internazionale e impiegata nella macelleria di famiglia, Francesca è rimasta intrappolata sulla soglia del proprio appartamento mentre tentava di trovare una via di salvezza. Il marito è invece riuscito a farcela, ma si trova ora in stato di shock. La donna era originaria di Balestrate, in provincia di Palermo. In paese la notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di cordoglio e commozione. Molti la ricordano come generosa e altruista. Il sindaco ha espresso pubblicamente cordoglio alla famiglia attraverso i social, sentimenti di solidarietà e partecipazione, con l'auspicio che chi è ancora coinvolto possa essere tratto in salvo e che le famiglie trovino la forza di affrontare questo difficile momento, ha scritto. Francesca Mannina risultava dispersa dal 24 giugno, giorno del violento sisma che ha provocato crolli e distruzioni in diverse aree del Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, nelle ore successive al terremoto, la donna si trovava all'interno di un edificio interessato dal crollo e stava cercando di mettersi in salvo quando si sono perse le sue tracce. E adesso andiamo nel Siracusano, dove si cerca una ragazzina di 15 anni che si è allontanata da una comunità. Della giovane non si hanno notizie da ieri mattina. Le ricerche si concentrano nelle campagne tra Brucoli e Augusta. Al momento della scomparsa la ragazzina indossava un jeans, maglietta bianca e scarpe da tennis bianche. Tonino De Mana. Con il passare delle ore cresce la preoccupazione per la scomparsa di una ragazza di 15 anni allontanatasi da una comunità del Siracusano e di cui non si hanno notizie dalla tarda mattinata di ieri. Operazioni di ricerca su cui vige il massimo riservo che vanno avanti senza sosta e che si sono intensificate tra Brucoli ed Augusta, nel cui territorio sembra sia stata agganciata per l'ultima volta la cella del telefonino della giovane. Le ricerche sono in corso anche con l'ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco in un'area estesa pure alle campagne di Lentini e Carlentini. In azione l'unità cinofila, con posto fisso avanzato, allestito nel distaccamento dei vigili del fuoco di Augusta, cui si riferiscono le immagini. Avviato il protocollo per le persone scomparse, reso ancor più rigido trattandosi di una minorenne. La questura di Siracusa ha chiesto la collaborazione dei cittadini. Qualsiasi informazione, anche apparentemente insignificante, potrebbe risultare determinante per il suo ritrovamento. La quindicenne è alta 1,70 m, ha i capelli scuri e quando è stata vista per l'ultima volta indossava un paio di jeans, una maglietta bianca e scarpe da tennis bianche. Chiunque avesse informazioni è invitato a contattare tempestivamente il numero unico di emergenza 112. 5.000 euro al mese è la richiesta degli esattori del pizzo ai commercianti di Palermo. Addio Pizzo lancia una campagna di porta a porta nei quartieri di Tommaso Natale e Cardillo e con dei volantini dicono: denunciate commercianti, non siete soli. Marco Gullà.
5.000 euro al mese, trattabili, e per alcuni c'è una tassa in più che va corrisposta subito, che varia dai 30 ai 40.000 euro. Gli esattori del pizzo a Palermo continuano a tartassare i commercianti con richieste di messa a posto, entrano nei negozi e con spavalderia minacciano i titolari: dovete pagare. Parallelamente le associazioni anti-racket come Adio Pizzo si sono mosse da tempo per incoraggiare i commercianti a denunciare. Nelle ultime ore i volontari stanno lanciando una nuova campagna di forte impatto a Tommaso Natale e Cardillo, passeggiate per il quartiere e incontri con i commercianti. Incontri con imprenditori e commercianti che proseguiranno nelle prossime settimane, che hanno l'obiettivo di iniziare una fase di ascolto e di sensibilizzazione per portare a una collaborazione con magistrati e forze dell'ordine. Nel quartiere c'è chi continua ad avere paura, non denuncia richieste di pizzo per timore di ritorsioni e conseguenze. Dall'altro lato, Adio Pizzo ribadisce totale vicinanza agli imprenditori. L'unico modo per uscire fuori dalla piaga del pizzo è quella di essere uniti con una denuncia collettiva. 46 anni fa la strage nei cieli di Ustica, il peggior incidente nella storia dell'aviazione civile italiana, ma che ormai appare chiaro, fu causato da una battaglia fra caccia libici e francesi nei cieli siciliani. Manlio Viola. 46 anni e ancora nessuna certezza, nessuna verità assoluta, e forse quella verità non arriverà mai più. Tanto è passato dalla strage di Ustica, il peggior incidente aereo della storia dell'aviazione italiana, che probabilmente però incidente non fu. L'unica cosa che sembra ormai certa è che le 81 persone a bordo del DC-9 Itavia morirono quali vittime inconsapevoli di scenari di guerra nei cieli siciliani la sera del 27 giugno 1980. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne nel Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno rimane un dovere irrinunciabile, dice oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Custodire la memoria è un dovere e un impegno collettivo. Il trascorrere del tempo non attenua la necessità di proseguire con determinazione nella ricerca della verità, aggiunge il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Commemorare questa tragedia significa rinnovare l'impegno delle istituzioni nel preservarne il ricordo affinché non venga mai meno la memoria e si continui a perseguire con determinazione la ricerca della piena verità, scrive invece su Instagram il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Un barlume di verità ufficiosa in realtà c'è, anche se non riconosciuta. Durante la battaglia nei cieli siciliani fra MiG libici e caccia francesi, uno di quei MiG libici passò a velocità supersonica, troppo vicino all'aereo civile. L'onda d'urto danneggiò irreparabilmente entrambi i velivoli che precipitarono, il DC-9 nel mare di Ustica, il MiG in Calabria sui monti della Sila, ma nessuno confermerà mai che andò così. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L'uomo è accusato di aver picchiato l'anziano padre, procurandogli ferite al volto, sulla schiena e agli arti superiori, che l'uomo si era rifiutato di dargli dei soldi. A chiedere l'intervento dei militari dell'Arma era stato un altro figlio della vittima. Mare Amico ha denunciato con una nota l'esecuzione di lavori nei pressi della spiaggia di Giallonardo a Realmonte nell'Agrigentino. È stata spianata un'ampia zona alle spalle del litorale con l'eliminazione di macchia mediterranea spontanea per realizzare un ampio parcheggio privato. La soprintendenza, fa notare Mare Amico, aveva rilasciato un'autorizzazione per una struttura punto di ristoro di grandi dimensioni che viene ritenuta dall'associazione ambientalistica assolutamente illegittima. L'area in questione, si legge sempre nella nota, è assoggettata al massimo livello di tutela previsto dal piano paesaggistico, che prescrive un regime di immodificabilità assoluta. A Catania un uomo di 46 anni pregiudicato è stato arrestato dopo essere fuggito in sella a una moto rubata tra via Dusmet e piazza Borsellino, mettendo a rischio pedoni e automobilisti nella zona affollata delle fermate degli autobus. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nel suo borsello anche alcuni arnesi da scasso. Sono iniziati i lavori di restauro della cappella di Sant'Agata. È già possibile ammirare a Catania la bellezza dei colori che stanno tornando all'originale del suggestivo cancello dorato e lo stemma di Fernando de Acugna. Sentiamo Orazio Longo. Abbiamo proprio voluto iniziare con il recupero dell'antica porta tutta in oro zecchino, con parte interna
di tutta la decorazione lapidea. Un apparato decorativo composto non solo da marmi dorati ma anche da colonne in alabastro e oro, oltre al ritorno all'antico splendore dei grifoni presenti nella struttura. Si è dato ufficialmente il via ai lavori di restauro della Cappella di Sant'Agata, un intervento che mira a restituire il suo originario splendore a un luogo di alto valore non solo religioso ma anche storico e artistico. I lavori, che si trovano attualmente in una fase preliminare, proseguiranno speditamente dopo le celebrazioni del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Possiamo già ammirare la bellezza dei colori che vengono restituiti al loro primitivo splendore, il cancello di Sant'Agata dorato e poi lo stemma di Fernando de Acugna in questa cappella realizzata con le sue decorazioni principali nel 1495 dalla moglie Maria d'Avila. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo della Regione Siciliana. Una battaglia che rompe gli schemi. All'Università di Catania arriva il congedo mestruale per le studentesse che soffrono di dolori invalidanti durante il ciclo. A portare avanti la battaglia un gruppo di studenti. Sentiamo Desiree Ferlito. L'Università di Catania apre la strada a un tema che fino a pochi anni fa era quasi un tabù, il congedo mestruale. L'Ateneo Etneo è tra i primi in Italia ad aver introdotto una misura a tutela delle studentesse che soffrono di dismenorrea severa, ovvero dolori mestruali particolarmente invalidanti che possono rendere difficile seguire le lezioni o sostenere gli esami. Potrebbe sembrare una battaglia che riguarda soltanto le donne e invece a portare avanti la proposta all'Università di Catania sono stati un gruppo di studenti, tutti maschi. Noi siamo due facce della stessa medaglia, uomini e donne, quindi il fatto di dover costantemente pensare che siamo contrapposti piuttosto che complici in una società che poi deve mirare al benessere comune è proprio il punto chiave. Le tue colleghe donne, le ragazze, cosa ti hanno detto? Sicuramente hanno ringraziato perché era una cosa che non ci si aspettava, è una cosa che in realtà si vocifera da tempo, c'è chi lotta per queste cose, ci siamo riusciti e quindi chiaramente sono contenta. Per accedere al congedo sarà necessaria una certificazione medica che attesti la patologia, evitando così che le assenze possano trasformarsi in un ostacolo al percorso di studi. Più di un segnale è un atto concreto. In Italia non esiste ancora una legge che disciplini il congedo mestruale per studentesse e lavoratrici, anche se negli ultimi anni alcune scuole, grazie all'autonomia scolastica, permettono 2 giorni di assenze in caso di dismenorrea grave. Una battaglia senza sesso che supera un retaggio culturale e lancia un messaggio preciso. Forse è l'ora di cominciare a capire che se vogliamo realmente costruire qualcosa dobbiamo cominciare a farlo tutti insieme, guardando nella stessa direzione. Come ogni fine settimana ritorna il punto, subito dopo il nostro telegiornale su Telecolor. Ci ha raggiunto in studio Luca Ciliberti. Quali saranno gli argomenti di questa puntata? Grazie Adelaide. Allora, ultima puntata della stagione, una stagione ricca, insomma, che ci ha permesso di raccontare tante cose. Anche oggi ovviamente la politica sarà protagonista con tutti i litigi del centrodestra e del centrosinistra. Avremo i collegamenti con Zafferana Etnea, dove in questo momento è in corso la convention di Fratelli d'Italia, ci saranno tanti esponenti dei partiti, ci sarà il segretario del Partito Democratico siciliano Anthony Barbagallo, ci saranno tanti altri ospiti. Ovviamente ci sarà Raffaele Stancanelli, ex sindaco di Catania, rappresentante della Lega, tra tanti. Poi parleremo invece nella prima parte di un fenomeno tutto siciliano, tutto catanese, che è il fenomeno delle corse clandestine dei cavalli. Lo facciamo perché è in corso un'attività parlamentare, quindi con la Commissione Nazionale Zoomafia. Avremo in studio un rappresentante di questa commissione, avremo la polizia, avremo i veterinari e poi le associazioni che si prendono in carico questi cavalli. Quindi insomma cercheremo di raccontare questo fenomeno e tutto quello che c'è dietro con la criminalità organizzata e le scommesse, come sappiamo tutti, in una parte della nostra trasmissione, dicevo, ultima trasmissione della stagione, quindi poi ci saluteremo e ci daremo appuntamento dopo l'estate. Bene, quindi come sempre tanti gli argomenti, l'appuntamento è subito dopo Sicilia 24, quindi alle 14:30. Adesso noi facciamo una brevissima pausa e poi ci rivedremo qui tra pochissimo. Premio
premio Cronista Sicilia sono stati assegnati i riconoscimenti. Fra i giornalisti premiati anche il collega Gerry Italia, giunto terzo nella sezione Le occasioni di riscatto nelle periferie geografiche ed esistenziali delle città. La marginalità che diventa motore di cambiamento. I complimenti noi tutti al collega, a cui è stato riconosciuto anche il lavoro fatto a Niscemi nel periodo seguente alla frana. E a proposito di premi, il Leone della Legalità 2026 è stato conferito al generale Salvatore Altavilla, comandante provinciale dei Carabinieri di Catania. La cerimonia si è svolta a Sant'Agata Li Battiati. Sentiamo Desiree Ferlito. Un premio che celebra il senso dello Stato, il servizio al territorio e l'impegno quotidiano nella tutela della sicurezza dei cittadini. È il Leone della Legalità 2026, assegnato al generale Salvatore Altavilla, comandante provinciale dei Carabinieri di Catania. Il riconoscimento è stato consegnato a Sant'Agata Li Battiati nel corso di una cerimonia dedicata alla promozione della cultura della legalità e al contrasto alla criminalità organizzata. La cultura della legalità è l'obiettivo prioritario di chi fa sicurezza. Il contrasto è soltanto il rimedio necessario quando non si riesce a fare prevenzione. E quindi le energie migliori vengono destinate a ciò che deve essere prevenzione, a ciò che serve perché venga evitata la commissione del reato, venga evitato quello che è il disordine, che è quella condizione di non legalità. La manifestazione, accompagnata dalle note della fanfare dei Carabinieri, ha riunito istituzioni, associazioni e cittadini in un momento di riflessione sull'importanza dell'impegno civile. Crediamo innanzitutto con l'esempio e nell'esempio che la cosa pubblica è non solo importante, ma per trasferire da quale parte del tavolo stiamo. L'iniziativa, realizzata con il sostegno dell'Assemblea regionale siciliana, promuove la valorizzazione di figure che rappresentano un modello positivo per l'intera comunità. A Catania la sfilata di un giovane stilista originario della Guinea, dal viaggio in mare all'approdo a Lampedusa fino alla scoperta della moda. La dedico a mia sorella Lazè, così ha detto. Sentiamo Lorena Dolci. Arte, creatività e voglia di farcela. Questi abiti non sono solo moda, raccontano una storia di rinascita. Lo stilista Ismael, originario della Guinea, ha scelto come logo l'araba fenice per dire che anche dalle ferite più profonde può nascere bellezza. Cresciuto con la nonna, alla sua morte a soli 6 anni rimane solo. A 12 decide di scappare, affrontando anni di tortura e sofferenza. Abbiamo attraversato il deserto e abbiamo subito tanta tortura, prigione. Abbiamo attraversato il mare e siamo arrivati fino a qui. Ho preferito di morire fuori che a casa mia e ho scelto di uscire e di andare da un'altra parte. Oggi Ismael ha 26 anni. Dopo l'approdo a Lampedusa arriva a Milano. Qui scopre il mondo della moda. Comincia a cucire creando abiti che intrecciano geometria sartoriale, low fashion e tessuti africani. Io quando sono cresciuto avevo solamente un abito tutta la mia vita e li lavavo la notte e li mettevo la mattina. Quindi di qui quando sono arrivato ho cominciato a fare le piccole sfilate senza essere pagati e poi sono arrivato all'alto, ho sfilato anche fuori e lì ho capito che c'è qualcosa che mi piace davvero. Quella dell'Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni è la sua prima sfilata, allestita con l'aiuto di tanti amici. Il suo brand si chiama Lazè, come la sorellina rimasta in Africa. Questa ragazza quando parliamo mi dà troppa energia e mi dà la voglia di vivere la vita, di continuare. Adesso una breve pausa e poi parleremo di sport, di calcio, ma anche di pallanuoto femminile. A tra poco. Ed eccoci allo sport, iniziamo con il calcio. Il Catania ha scelto il nuovo tecnico. Si tratta di Emilio Longo che nelle prossime ore firmerà un contratto biennale. Sergio Colosi.
2 volte fuori e 2 volte il Cerignola, quindi sono 6. Emilio Longo, salernitano di 52 anni, è il nuovo allenatore del Catania. L'accordo è stato già raggiunto, l'ufficialità nelle prossime ore, forse ad inizio settimana. Il Catania lo chiama, lui risponde presente, senza dubbi o perplessità. Ha dimostrato di volere fortemente il club rossazzurro, un fattore in più dopo le estenuanti trattative con Fabio Caserta e Pietro De Giorgio. Contatti sempre più frequenti negli ultimi giorni, intesa su tutto. La storia e le ambizioni della società di Pelligra hanno fatto la differenza. Dopo l'addio al Crotone e il passo indietro con il Foggia, ha scelto Catania. Stimato, preparato e motivato, ecco la grande occasione che sino ad oggi non era arrivata. Allenato anche Picerno, Caratese e Cavese, tanta Serie C, tanta gavetta, gli manca quel salto in B, obiettivo del Catania, dopo 3 stagioni in terza serie. Firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno legata ai risultati. Nel suo staff il vice allenatore Vincenzo Migliaccio, il collaboratore Favasuli, i preparatori dei portieri Barasso e Atletico Parisi. Il suo marchio di fabbrica è il 4-2-3-1, in alternativa il 4-3-3. Con Francesco Forte in partenza con destinazione Entella, non si escludono trattative con il Crotone per la punta Guido Gomez, seguito in passato dal Catania, e per Marco Zunno, altro elemento valorizzato dallo stesso Longo. Pallanuoto femminile, stasera alle 21 al Palanesima, gara 2 della finale scudetto tra Orizzonte Catania e SIS Roma. Giallorossi avanti nella serie, la squadra di Martina Miceli è costretta a vincere per sperare nel titolo tricolore. Tonino De Mano. Vietato sbagliare in un match praticamente da dentro fuori. Dopo la sconfitta in gara 1, l'Orizzonte Catania si tuffa stasera alle 21 al Palanesima per la seconda sfida della finale scudetto di pallanuoto femminile. Sarà la rivincita di gara 1, vinta 12-9 mercoledì sera dalle giallorosse, al termine di una partita caratterizzata da una prestazione altalenante della formazione catanese. Le capitoline sono così 1-0 avanti nella serie che assegnerà il tricolore e che si gioca al meglio delle 3 partite. La squadra allenata da Martina Miceli vuole reagire con determinazione e davanti al pubblico amico farà di tutto per conquistare la vittoria e pareggiare i conti contro la SIS Roma. Sull'importanza del match è intervenuta Bronte Halligan, che confida sul calore del pubblico catanese, evidenziando gli errori commessi in gara 1 e la possibilità di reagire dando il massimo con grande cattiveria agonistica. L'eventuale gara 3, che gli appassionati etnei auspicano, è fissata per sabato 4 luglio alle 19:15 a Roma. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.